Se l'Acragas avesse vinto sabato contro la capolista Lecce non avrebbe rubato nulla. Lo stesso pareggio impensabile alla vigilia, anche se l'Acragas era partita verso Lecce abbastanza carica, è un risultato straordinario. Un punto prezioso grazie a tutti e al portiere bianco-azzurro in particolare, che è stato grande a tu per tu con il giallorosso Mancosu. Un discorso a parte merita l'ex Matteo Di Piazza, che non riuscendo a segnare ai suoi ex compagni ha cercato la via del rigore che giustamente l'arbitro non ha concesso. Ed è stato proprio Di Piazza a fare annullare l'unico gol del Lecce per fuorigioco. Insomma, la giornata è andata proprio storta all'ex biancoazzurro. La partita con il Lecce ha dimostrato che quando si scende in campo con la convinzione di non essere secondi a nessuno, si può anche tentare il colpaccio. Sulla carta non c'è partita perché abbiamo giocato contro una corazzata. Il primo tempo abbiamo giochicchiato, nel secondo tempo abbiamo risbagliato delle ripartenze, ma è anche normale e prevedibile che il Lecce, con i giocatori che ha, facesse una gara così all'attacco. Io sono contento della prestazione e della volontà di questo gruppo di ragazzini che hanno cercato di voler ottenere il risultato a tutti i costi. I tifosi agrigentini intanto vorrebbero sapere come è finita in realtà riguardo l'incontro tra il sindaco Lillo Firetto e Tavecchio. E dopo la simbolica protesta di domenica scorsa con l'illuminazione del Seneto attraverso le torce dei telefonini, la tifoseria, che non intende proprio mollare, ha organizzato un corteo che dalla prefettura raggiungerà il municipio. L'appuntamento è per dopodomani, mercoledì alle 18:30. In un documento diffuso si legge l'amarezza per l'esilio a Siracusa e la delusione di vivere in una città senza sport.